come di un rifugio più solido, di una casa più grande, di una famiglia più numerosa. A Breganze, Villa Savardo accoglie proprio queste esistenze preziose ma fragili, minori, adolescenti e madri in cerca di un appoggio temporaneo, logistico ed affettivo. Affidata dal conte Pietro Savardo alle cure della Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore, la villa è oggi un complesso residenziale educativo che, pur tra mille difficoltà, porta avanti con coerenza e fedeltà il lascito ricevuto alla fine degli anni 60. Il nostro lavoro si svolge a contatto con le persone, a contatto con le donne, ed è in linea proprio con la missione dell'istituto, che è quella della promozione della donna. Ecco, per noi della donna, in particolare della donna e degli adolescenti in difficoltà, con particolare riguardo ai bambini di queste donne. E lavoriamo con i servizi del territorio, con tutte le agenzie educative, i servizi sociali, il volontariato. Abbiamo un'equipe educativa che è composta da religiose e da personale laico, e cerchiamo di far sì che il tempo di permanenza in cui sono qui queste persone sia un tempo di riflessione, di ricarica, di incoraggiamento, di speranza, per costruirsi, per superare la difficoltà e per costruirsi poi un percorso diverso da quando sono arrivate. Attualmente nel complesso ci sono 14 donne e 5 bambini e ospiti. Ecco, noi aiutiamo anche delle donne qua del territorio che hanno dei bambini che lavorano, soprattutto donne immigrate, e quindi i bambini vengono aiutati nel pomeriggio per fare i compiti quando le mamme sono in difficoltà. E poi abbiamo 7 minori adolescenti nella casa famiglia. Ecco, attualmente, appunto anche perché è il periodo invernale, l'accoglienza è completa. Ecco, però se dovesse arrivare qualche caso che non ha riferimenti istituzionali e parentali alle spalle, siamo disponibili a stringersi tutti e ad accogliere. Iris è il nome della comunità educativa per mamma e bambino che si propone la cura della vita e la tutela dell'infanzia. Il servizio mamma bambino ospita donne in difficoltà. Le difficoltà sono di vario tipo, possono essere a livello economico, di salute, legate a problemi di coppia. Attualmente in comunità abbiamo 15 donne con i loro bambini. In primis c'è l'emergenza lavoro. E molto spesso queste donne hanno una difficoltà sia nel trovare lavoro, ma anche appunto per la questione anche di gestione dei figli. Poi appunto c'è il discorso delle separazioni, delle crisi coniugali. Poi la difficoltà appunto della donna è che soprattutto è sola. C'è una rete non forte che non riesce a sostenere le donne nelle loro difficoltà, sia a livello economico ma anche proprio a livello pratico, a livello affettivo, tutto quello che una persona in difficoltà ha bisogno, non avendo una rete familiare, chiaramente lo trova all'interno di una struttura che la può accogliere. C'è un progetto individuale per ogni donna che è accolta qui. E a seconda della difficoltà, ad esempio se è una difficoltà maggiormente economica, si cerca anche con l'aiuto dell'equipe educativa di aiutarla appunto nella ricerca attiva di un lavoro, e mentre appunto se la difficoltà, ad esempio, è una difficoltà di coppia, con l'aiuto dei servizi sociali di riferimento oppure del consultorio familiare del territorio, si accompagna la donna appunto a risolvere queste crisi, appunto questi momenti di criticità. E ad esempio una donna che abbiamo ospitato qui con i suoi figli è riuscita a ritornare a casa, ad avere un lavoro, comunque a gestire i 3 figli anche senza la presenza del marito, diciamo. Poi, oltre ad accogliere le donne, li aiutiamo anche nella gestione proprio del loro tempo a livello lavorativo. Loro fanno sia fatica a trovarlo ma a mantenerlo, perché chiaramente se non hai qualcuno che ti aiuta nella gestione dei bambini, alle 4 magari escono da scuola, la donna finisce di lavorare alle 6, noi offriamo anche questo servizio, nel senso che comunque i bambini vengono riportati a casa, gli viene fatta fare i compiti, la merenda, tutti questi aspetti qua che rendono anche, a volte sollevano un po' le donne da
tutto l'insieme di difficoltà in cui loro si trovano. A volte ci sono ospiti, parlo soprattutto della comunità mamma-bambino, che arrivano anche da situazioni di dipendenza anche patologica, quindi parliamo anche di situazioni di maltrattamento, di violenza. Quindi il primo obiettivo, il primo compito di queste donne è quello di emanciparsi da queste situazioni di dipendenza. Anche valorizzare, le donne possono anche riconoscersi delle risorse, delle capacità per poter poi far fronte da sole con i propri figli ad una nuova vita, ad una nuova dimensione anche lavorativa, sociale, perché a volte c'è proprio questa fatica, no? Di abbandonare, come dire, un po' il vecchio per affrontare un po' le incognite di una realtà nuova. Tante donne, dopo che hanno, per così dire, preso distanza con la loro realtà, magari anche maltrattante, tendono un po' a idealizzare quello che era il prima. C'è anche la fatica di affrontare quelle che sono le responsabilità e le fatiche genitoriali, soprattutto quando manca un partner, una persona accanto di sostegno. Su questo piano cerchiamo appunto sia di dare appunto un aiuto pratico, come abbiamo detto, ma anche di aiutare queste donne a capire un po' anche quali sono anche le fatiche emotive che questo compito comporta e quali sono magari anche gli aspetti di criticità del loro stile educativo. A volte questa collocazione è anche forzata, ci sono mamme che sono, come dire, segnalate dai servizi sociali o comunque la loro collocazione avviene anche per decreto di un tribunale dei minori e quindi questo anche determina, come dire, anche una qualità diversa della permanenza qua in struttura e quindi anche, come dire, una resistenza ad un ambientamento, ad un adattamento sia proprio al contesto comunitario, che alle figure educative, che anche difficoltà nella relazione con le altre ospiti. Un'umanità che ha bisogno di accoglienza e di essere accompagnata sia dal punto di vista sociale, psicologico e soprattutto che si sentano a casa. Ecco, noi cerchiamo di creare famiglia con queste donne, con queste persone insomma accolte in questa realtà sociale, ecco così. Poi oltre alle mamme, alle donne che di cui parlavano loro, abbiamo anche le giovani, diciamo in seconda accoglienza, che partono dalla casa famiglia, dal gruppo famiglia e vivono in autonomia su negli appartamenti e noi allora anche questo accompagnamento a queste giovani che aiutarle a inserirsi nel mondo del lavoro, nella società, ecco, e hanno bisogno della nostra presenza come accompagnatrici, come presenza umana. Tra sprazzi di cielo annoiate. Uno dei primi motivi per ritrovare l'autonomia per una donna è il lavoro ed è per questo che Villa Savardo, oltre all'accoglienza, è impegnata anche in una riqualificazione professionale per quelle ospiti, sia italiane che straniere, che devono ritrovare la propria strada. Abbiamo diverse modalità. La prima, per le donne con difficoltà maggiori, abbiamo attivato un laboratorio occupazionale formativo presso Villa Savardo. In questo laboratorio occupazionale noi educhiamo o rieduchiamo le donne a imparare a lavorare, non tanto in quello che si produce, ma quanto nelle modalità con cui lo si fa e quindi nel rispettare gli orari, ad esempio, di inizio e di fine lavoro, di avere una continuità e una motivazione alta e quindi continuare a lavorare tutti i giorni per tutte le settimane che viene chiesto, cercando di avere una motivazione, un entusiasmo che rimanga tale. All'interno di questo laboratorio occupazionale facciamo diversi tipi di lavori, qui ne vediamo due. Abbiamo attivato un orto qui all'interno del parco di Villa Savardo, con cui insieme a un gruppo di volontari facciamo lavorare le nostre ospiti per creare delle conserve che poi sono state anche decorate sempre dalle ospiti. Nel momento in cui vediamo che la persona è abbastanza autonoma, ricerchiamo nel territorio degli spazi dove fare degli stage di tirocini formativi e lì in convenzione con l'ULSS oppure col centro per l'impiego, col servizio di integrazione lavorativa, con le aziende, con quei luoghi che ci danno la disponibilità.
Abbiamo già attivato dei percorsi, sono dei percorsi che vengono monitorati in maniera molto frequente, ma sono l'unica maniera, l'unica modalità che abbiamo per reintrodurre nel mondo del lavoro queste persone, queste donne che dal lavoro magari sono state costrette ad andarsene, causa anche specialmente della crisi economica che ci sta colpendo. Mentre il tempo passato non ha dato traccia. Con la crisi del Mediterraneo, Villa Savardo è diventata anche uno dei punti di appoggio per la provincia di Vicenza nell'accoglienza temporanea dei profughi. A Breganze sono giunte alcune donne somale, tuttora ospitate e attive nel loro percorso di integrazione. E questa è un'esperienza nuova che stiamo facendo, che è dovuta all'emergenza immigrazione, gli sbarchi a Lampedusa, e quindi abbiamo da giugno 7 donne somale, che sono queste senza bambini, però avevamo anche una donna della Costa d'Avorio con 2 bambini che abbiamo aiutato a ricongiungersi col marito, che è sbarcato anche lui dopo qualche settimana, che non riuscivano più a trovarsi, quindi lei l'abbiamo aiutata a ricongiungersi col marito. È un'esperienza nuova, diversa, ecco, sull'ambito dell'immigrazione, ecco, che ci impegna, ecco, proprio a riflessioni nuove e anche a strategie educative nuove, perché non vogliamo violentarle nella loro cultura, ma accogliere, ecco, camminare a fianco per capire anche quali sono gli aspetti di cammino insieme e di inclusione nel nostro territorio. Queste sono delle borse che sono state cucite dal gruppo di ragazze profughe che sono qui da noi. È una stoffa che ci è stata regalata da un'azienda locale ed è stata appunto cucita. Sono delle borse della spesa, quindi ci pare anche un bel messaggio, sia perché dobbiamo smettere di utilizzare le borse di plastica, sia anche perché una delle prime cose che abbiamo insegnato a queste donne profughe quando sono arrivate è stata proprio quello dell'imparare a cucire. Fanno fatica, hanno bisogno di altre donne che li accompagnano, che si sentono compagni di viaggio insieme, anche dare dei sostegni economici, ma dei sostegni anche affettivi, dei sostegni reali, dove possono trovare i loro spazi, sentirsi valorizzate per le ricchezze anche culturali che hanno queste donne, che forse noi a volte le vediamo più come paure. Se crediamo che hanno delle ricchezze e delle possibilità, portiamo avanti anche un discorso nel campo femminile dove possono ritrovare i valori della loro cultura, che portano anche qua nella nostra cultura insieme. Ecco, noi cerchiamo di fare questo lavoro di integrazione e la donna può avere tante possibilità se trova anche le condizioni. Nei dintorni del territorio di Breganze, dire Villa Savardo significa ragazzi e ragazze minori. Diciamo che attualmente sono 7 le minori accolte, e un'età che varia dai 14 ai quasi 18 anni. La maggior parte sono straniere, però questo non è un dato che dice una percentuale. E il compito mio e quello delle 2 educatrici che abbiamo e delle volontarie del servizio civile è quello di aiutare queste ragazze a crescere, a instaurare delle relazioni positive con un mondo adulto, con il quale purtroppo hanno avuto delle relazioni familiari conflittuali non sempre positive. Noi che lasciamo tutto noi. Gli adolescenti sono sempre più ragazze problematiche che però hanno qualcosa di bello dentro, che mantengono una loro freschezza, una loro vivacità. Il nostro compito è quello di farle crescere, come ho già detto, e di farle crescere in un ambiente soprattutto positivo, un ambiente caldo, un ambiente familiare. C'è bisogno di gente molto forte. Il nostro ruolo a fianco a loro è quello di condividere la quotidianità, lo spazio della scuola, delle amicizie e soprattutto anche il loro spazio interiore, capire cosa le abita, cosa vivono, aprirsi con fiducia a un mondo adulto, come dicevo, che è stato non sempre positivo, e aiutarle poi anche a fare dei passaggi non indifferenti, perché i percorsi non sono lunghi, soprattutto chi raggiunge la maggiore età.
non trova fuori degli spazi o degli appoggi che li possano sostenere una volta concluso il progetto. Una sfida difficile, affrontata con coraggio dalle orsoline non tanto come donne consacrate, ma proprio come donne e madri. Per l'età che ho e la vicinanza quotidiana di 24 ore su 24 toglie un po', all'inizio il pregiudizio ce l'hanno, un po' la paura. Forse ecco una conoscenza sbagliata di cos'è il mondo religioso, di chi sono effettivamente le suore del terzo millennio. Però ecco, io trovo che mi sentono molto più come mamma che come suora. Una mamma sui generis, non sono la mamma sostitutiva, sono a volte l'amica, la confidente, però non sono solo questo, nel senso che lavorando in equipe con altre 2 educatrici che sono anche loro giovani, questo colgono, no? Che siamo degli adulti, siamo delle donne vicino a loro per aiutarle a crescere. Io credo che per loro non fa problema che io sia una suora. A loro importa più la vicinanza, importa molto il fatto che io possa smettere di fare alcune cose e dedicarmi a loro all'ascolto. Questa è la cosa che colpisce, che le aiuta anche ad aprirsi. Ci fermiamo un momento per dare spazio alla pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Ritornati a Camper Vicenza, al nostro viaggio settimanale attraverso storie ed esperienze della diocesi iberica. In questa seconda parte però ci occupiamo di un'esperienza molto più ampia, che sarà quella che anche la diocesi di Vicenza si troverà a vivere nel prossimo aprile con Aquileia 2. È partito infatti dal Cavallino il cammino verso il secondo convegno di Aquileia, che riunirà proprio tutte le chiese del nord-est dal 13 al 15 aprile prossimo. Un cammino aperto da una intensa 2 giorni di lavoro che ha coinvolto vescovi e laici attorno ai temi forti di questo particolare percorso costituito sui temi della cultura, del bene comune e dell'evangelizzazione. Queste sono le 3 tematiche. Il servizio che vi stiamo per proporre, tra l'altro, sintetizza premesse ed obiettivi del secondo convegno di Aquileia, il famoso Aquileia 2, e costituisce anche il primo appuntamento di Telechiara con questo importante evento ecclesiale. Ce lo anticipa quindi Paola Sartore, vediamo. Come coniugare l'evangelizzazione al bene comune in un percorso fortemente radicato ai bisogni più urgenti della società civile ed altrettanto attenta alle sollecitazioni che giungono da una dimensione culturale sempre più sensibile e dinamica. È l'impegnativa scommessa del percorso che sta portando le chiese del Triveneto ad Aquileia per il loro secondo convegno plenario. Un appuntamento che si rinnova nella storia a distanza di 20 anni dalla prima assise delle chiese nordestine, inizio di un viaggio che proprio nella cultura ed ancora nell'informazione sociale ebbe alcune delle sue risposte più significative e vitali. 2 anni di lavoro condiviso nelle comunità cristiane, prima per cogliere le sollecitazioni dello spirito e per raccontarsi all'interno di una riflessione comune, poi per volgere lo sguardo all'esterno, verso le sfide e le sollecitazioni che il quotidiano propone anche e soprattutto a chi è parte della Chiesa. In questo lungo percorso anche 2 giorni di riflessione per i vescovi del Triveneto, che insieme ai rappresentanti del Comitato per Aquileia 2 e ai segretari delle commissioni regionali e della Conferenza Episcopale hanno cercato di focalizzare le linee guida del convegno, programmato nella culla della cristianità nordestina fra il 13 e il 15 aprile. Una 2 giorni fortemente operativa, segnata da gruppi di lavoro e da confronti intensi e partecipati che proprio nel bene comune, nell'evangelizzazione e nella cultura hanno trovato i loro riferimenti sensibili. Un aggiornamento che ha intrecciato esperienze laiche ed ecclesiali e che ha soprattutto proposto un nuovo modo di essere cristiani. E la cosa interessante è proprio l'atteggiamento di ascolto delle esigenze che sorgono dalla vita delle persone e queste come potrebbero poi incanalarsi nelle prospettive di Aquileia 2. Quello che abbiamo visto in questi anni è che a differenza dei altri convegni non si sta delineando un tema o alcuni temi con proposte concrete da operare. Molto probabilmente questo è un segno dei tempi della Chiesa di adesso, in cui non c'è bisogno tanto di altre cose da fare,
ma forse di un modo di essere diverso, di vivere le stesse cose che viviamo già, ma con uno stile diverso. Credo che questo sia un po' quello che stia venendo fuori anche in questi giorni, uno stile fatto di relazioni umane forti, vivaci e vere, nel loro senso della parola, in cui si sia capace di ascoltare e di condividere insieme la fede in Cristo. Nel 2012 la crisi economica che porta le nostre famiglie, i nostri giovani in seria difficoltà, esige che la Chiesa sia in grado di dare una risposta a partire dai nostri pastori, ma sicuramente fino anche a noi laici. E quindi il nostro gruppo, nel lavorare, nel proporre ai vescovi aspetti relativamente al bene comune, è proprio partito da questa esigenza concreta. Con che strade seguire? Le strade sono quelle che noi dobbiamo diventare testimoni credibili vicino alle persone, perché altrimenti veniamo sempre percepiti come un qualcosa, un'istituzione, come un'autorità, un qualcosa distante. Camminare assieme alle persone, dare loro la prospettiva e aiutarli nel risolvere i loro problemi, questo significa veramente anche concretizzare il messaggio del Vangelo. Un atteggiamento di ascolto e di attenzione dunque nei confronti di una società in cui la Chiesa è una delle componenti in gioco, ma non certo l'unica, e in cui la necessità di dialogare con istituzioni e voci altre si fa sempre più urgente, oggi come 20 anni fa, in una sorta di continuità ideale tra un primo convegno pionieristico nelle sue ambizioni ed una seconda assise chiamata oggi a far tesoro dell'esperienza del tempo per un dialogo maturo e consapevole. Prima di tutto una continuità storica 20 anni fa, ma anche oggi, quindi questo è già una cosa importante, anche perché all'inizio c'era una vivacità subito dopo Aquileia che un po' alla volta è andata scemando. Ecco, riprendere questa continuità e questo sentirsi ancora chiese unite, ripeto, del Triveneto, ma forse aperte anche all'Europa, io credo che questo sia forse l'aspetto più importante, perché dà anche identità alle nostre chiese rispetto anche ad altre che vivono situazioni diverse. Molte le sollecitazioni che hanno fatto da premessa a questo secondo convegno di Aquileia e che hanno permesso di mettere a punto e di focalizzare gli obiettivi dell'Assise. Sollecitazioni cresciute in 20 anni di cammino attraverso una storia fatta di grandi mutamenti in chiave sociale e in chiave culturale e che sono divenute il sommario di un incontro dalle molteplici tensioni. Prima di tutto per crescere nella comunione ecclesiale, perché le chiese non possono vivere ognuna per conto loro. Ogni chiesa locale o particolare rende presente qui nel territorio la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Allora il primo motivo di Aquileia 2, come è stato Aquileia 1, è quello di crescere nella comunione e collaborazione fra le chiese. Un secondo motivo è quello di condividere le esperienze che stanno vivendo, testimoniando ciò che lo Spirito sta facendo nelle nostre chiese. Quindi è uno sguardo ricco di fede e non soltanto lo sguardo del sociologo con cui stiamo leggendo la nostra realtà. E in terzo luogo è anche quello di cogliere le sfide, i problemi che oggi naturalmente segnano la nostra vita, sia personale che ecclesiale. E infine una motivazione è quella di individuare possibili scelte pastorali da fare insieme e da condividere per rispondere nel modo migliore possibile alla nostra missione. Obiettivi impegnativi che si sono intrecciati nella 2 giorni di riflessione dei vescovi, soprattutto con la lettura e l'accoglimento delle istanze che giungono dalla società civile. Un convegno dunque che sappia essere in qualche modo il volto di una Chiesa in missione, non solo in terre lontane, ma anche nei nostri quartieri, nelle zone industriali, nei luoghi in cui si accolgono nuovi e vecchi poveri. Ed un convegno che sappia dimostrare come la Chiesa non sia qualcosa di distante e di diverso, ma un compagno di viaggio che sa ragionare come ognuno di noi e che sa stare dentro i problemi quotidiani, che li comprende e sa farsene carico e che soprattutto sa allargare il proprio sguardo fino a comprendere orizzonti sempre più ampi e complessi. Compagna di viaggio delle persone, soprattutto proprio perché puntiamo sempre meno su una vita già organizzata ed è qualcosa che si costruisce, che si ricerca ogni giorno. Ecco, allora io credo che la prospettiva della coscienza sia fondamentale. Coscienza delle persone che sanno essere cristiani e testimoni in una società che può essere anche non cristiana, che è pluralista e che forse ha anche dei messaggi culturali e anche politici diversi. Essere quindi testimoni di questo è importante, ma quindi c'è
tutto il discorso di un cambiamento di rotta dell'educazione di persone libere, responsabili, capaci anche di giudicare e di essere cristiani in una società in fondo anche che può essere anche non cristiana. Ecco, questo io credo sia la grande sfida di Aquileia. Saranno privilegiate la famiglia e il mondo dei giovani. La seconda pista di lavoro sarà di guardare con simpatia alle culture diverse del mondo della immigrazione e anche le culture altre, anche chi non si riconosce nella visione cristiana del mondo, per parlarsi, per dialogare, così come era lo spirito del Concilio Vaticano II. E infine prendersi a cuore quelli che sono i problemi attuali del Paese, problemi di carattere anche economico, i problemi della vita della gente, di chi è senza lavoro, di chi è in difficoltà, in modo che la Chiesa possa insieme con le istituzioni pubbliche tentare di vedere quali strade percorrere. Quindi questo sarà ovviamente il percorso che faremo. Una preoccupazione che è emersa anche in questi giorni è che le nostre chiese non vivano per sé, ma siano in stretto rapporto, dialogo, collaborazione con le istituzioni civili. Quindi anche la lettura che si sta facendo della realtà del territorio non è tanto di visione critica dei problemi, ma di cogliere le domande, le attese che vengono sia dai cristiani come da noi cristiani. È un impegno che vedo molto forte, è quello di accentuare, di incentivare il dialogo fra comunità cristiana e istituzioni civili per promuovere il bene comune. Ovviamente un bene comune che per noi cristiani anticipa, prefigura quel bene totale a cui siamo chiamati a essere con Dio. Protagonista del secondo convegno di Aquileia sarà dunque una Chiesa in cammino dinamico, in cui dare nuovo respiro anche al ruolo e alle potenzialità della sua componente laica. Credo che l'opportunità sia quella di poter, insieme con i vescovi e i sacerdoti che hanno la responsabilità poi della guida pastorale, aiutarsi vicendevolmente a comprendere le ragioni di questo mondo. E nel nostro dialogo nel nostro gruppo di dialogo con la cultura, uno dei temi che è venuto fuori è quello della presenza e un rapporto stretto della Chiesa con le istituzioni civili e istituzioni anche accademiche, di ricerca eccetera. E una delle proposte o prospettive che mi ha fatta è che questa vera presenza non è fatta da strutture in più, ma è fatta dagli stessi cristiani che vivono all'interno di queste strutture. Sono loro la presenza della Chiesa nelle istituzioni accademiche, di ricerca eccetera. Allora, se il Convegno di Aquileia diventerà, come ho detto all'inizio di questa intervista, l'interesse per una formazione di una coscienza aperta alla verità, ecco che allora la Chiesa diventerà presente attraverso i suoi cristiani in queste istituzioni. Penso che questa sia un po' l'attesa per una rinnovata presenza cristiana. Mutati i contesti, inevitabilmente cambiati anche i volti dei suoi protagonisti, il nuovo convegno di Aquileia cercherà comunque di essere in coerente e partecipata linea di continuità con la prima assise delle chiese del Nord-Est, soprattutto mutuando nello spirito di condivisione la propensione a guardare con fiducia non solo al futuro, ma anche ad un presente non certo facile. La Chiesa, d'altra parte, porta una buona notizia e le buone notizie fanno sorridere, quindi sorridere nel senso più pieno della parola, cioè fanno vedere un volto che guarda con benevolenza, con gli occhi di Dio, la realtà. La Chiesa deve avere questi occhi di Dio per vedere quindi la realtà così com'è certamente, ma anche piena di speranza, perché la realtà può essere modificata e modificarsi. E la cosa più importante è sorridere agli altri e sperare di vedere un sorriso negli altri. Certo, perché allora si completerà così la relazione. Uno dei temi che è stato molto trattato in questi giorni, una relazione che va proprio dall'uno all'altro con un ritorno reciproco anche di gioia. Ed anche per questa settimana è tutto, il viaggio termina qui, ma continuerà il prossimo mercoledì infatti il giorno di Camper Vicenza, nei suoi consueti orari 18:50 e 23:30. Grazie per averci seguito, appuntamento alla settimana prossima.